l'epico momento in cui devi rifare il letto, porca miseria. Sul mansardato è sempre un po' un'impresa, però insomma niente di strano, niente di difficile. Quando ci hai preso la mano poi 5 minuti fai il tutto. Io poi anche ti faccio vedere una roba. Guarda, sotto le lenzuola, cioè tra il materasso e le lenzuola, praticamente, vedi, ci ho messo una coperta di lana che serve a isolare, che così dormi molto meglio. Sì, anche riprese da camera da letto. Oh, non te l'avevo mica detto, mi è arrivato l'ultimo stipendio dell'autoscuola, no? Cioè, praticamente stipendio, tredicesima, quattordicesima, il TFR, quanti schei? 1070 euro. Porca troia! Cazzo culo! Se la prendo sempre con filosofia, no? Anche queste cose qui, è perché nella mia giovane, però fortunatamente intensa vita, ho avuto modo di vederne veramente di tutti i colori e quindi mi aspetto sempre di tutto, no? Quindi sì, ok, sarà anche assurdo 1070 euro con TFR e tutto quanto, però ormai uno si aspetta veramente di tutto. So, dall'altra parte, per 5 volte tanto il tempo che ci ho lavorato, l'ultimo stipendio, cioè il saldo sono arrivati più di 20.000 euro, quindi cazzo che da 20.000 a 1.000 è buono, cazzo. Comunque va bene, non pensiamoci, cioè nel senso, vabbè, vediamo di verificare un attimo, andare a fondo, ma non stia là tanto a sbatterci. Ovviamente la mia vita vale infinitamente di più, la mia salute mentale, la mia tranquillità, la mia pace, no? E cosa invece che magari la può deturpare in questo precisissimo momento è il fatto che metta a fodere al piumone. Porca troia, adesso da un mansardato fare preparare il piumone, no? Col copripiumone, quella sì è un'impresa. Mansardato come il mio, che le alto 4 spanne, cazzo. Te pare di stare dentro a barra da morto, cazzo. E eccoci qua, andiamo a vedere, guarda che capolavation, guarda che roba. Certo, preferisco di gran lunga quello lì vintage col furgone gigante, no? Non questo con i tanti furgoncini della Volkswagen. Però vabbè, bisognerà anche cambiarli inizioi ogni tanto, no? Quindi è così la vita. Quindi 13 e 11, quindi ci ho messo 10 minuti, tenendo anche conto che ho appunto registrato, ho sproloquiato nei video, quindi il tempo è passato anche per quello. Bene, perché mi sono fermato qua apposta, qua in piazza proprio, perché devo andare al centro UPS qua davanti, che apre alle 15:30, quindi fra altri 20 minuti. E allora ho detto intanto mi cambio le lenzuola, eccetera eccetera. Il centro UPS perché restituisco la pennina del Scarface che si è rotta, per fortuna era ancora in garanzia. Quindi adesso abbiamo il Surface completamente nuovo, c'è stato cambiato la tastiera, il Surface proprio intero, e in più adesso anche il pennino. Buono, cazzo. Ah, e mi è arrivato anche da Amazon la pellicolina, quella come quella di una volta, no? Se che era tutto colorato, col cervello diviso a metà, parte razionale, parte artistica, no? Left brain, right brain, bellissima, bellissima. Adesso per un po' di calma, perché ci vuole mano, tranquillità, la riapplico. In più mi è arrivato un bellissimo giocattolino che da una vita sognavo, costa una cazzata, però non l'ho mai preso, e adesso l'ho preso. Cos'è? Ta-na-na-na-na-na. La seta per quando vado nel wild la fa a tagliare la legna, no? Hai capito? Quindi per i falò. Quindi adesso posso tagliare anche quando trovo gli alberi morti, eccetera. Cioè tagli un albero praticamente e ti porti direttamente quello e sei a posto per tutta la giornata. La proveremo a tempo debito, anche se non ho debiti, e non l'ho fatta affilare perché arrivano semi affilate quasi tutte, anche se hanno le protezioni e tutto quanto, comunque arrivano da affilare. Però vabbè, intanto ho sentito, secondo me già si può tagliare così, e dopo alla prima occasione la faccio affilare. Eccola qua la cover per il Surface, uguale identica a quella che avevo prima. Che culo, porca miseria, che culo. Cavolo, non so se sono le impostazioni o cosa, ma guarda che il mio faccione qua viene sempre scuro, pare un marocchino, un egiziano. Invece no, sono strano qua, sono veneto, però sono mi scuro di carnagione così, è una roba incredibile. Ok, Italia, scoperta assurda. Allora, infatti mi chiedevo come mai cazzo mi ciucciava tutta sta corrente. Attaccare il Surface qui mi costa come corrente
non dico il doppio, ma insomma un bel po' di più rispetto a attaccarla nell'inverter. È assurda sta roba, non riesco a capire. Cioè, adesso ho l'inverter acceso e il Scarface si sta caricando tramite la ciabatta. È veramente assurda sta roba. Come fare per capirlo? Allora, le batterie sono piene, quindi i pannelli lavorano solo per quello di cui hanno bisogno. Con inverter e Surface sotto arrivo a 1.5. Spegnendo l'inverter completamente, attaccando solo il Surface qui, vado sopra il 2, cioè più di 2, 2.1, 2.2. No, assurda sta roba. Cioè, mi conviene attaccarlo con l'inverter? Confermo, non me la riesco a spiegare sta roba. Allora, attaccato all'inverter 2.5, no? Col Surface che lavora in carica, no? Lo attacchi qua al 12 volt 3.5. No, cioè almeno un ampere in più, cioè, è pazzesco, cazzo. Non riesco a capire, cioè si è rotto il cavetto, ma cioè, secondo me era il contrario, che col 12 volte nell'accendisigari consumavi molto meno rispetto a attaccarti un inverter. Guarda, da 3.5 ho staccato tutto, l'ho attaccato nell'inverter e è tornato a 2.5, vabbè 2.4 insomma, ecco, però hai capito? Cioè, è pazzesco. Per carità, magari adesso viene fuori, no, che sbagliavo io, però cazzo da 2 anni ero straconvinto che funzionava così, cioè che con l'inverter ti consumava molto di più. E comunque quando ci sono le belle giornate c'è perché usare i pannelli del camper, cioè i pannelli del camper usiamoli per altro, usiamo anche il mio vecchissimo e collaudatissimo pannellino solare portatile. Questo lo usavo quando andavo via in bici in tenda per caricarmi il power bank. È della Easy Hatch, adesso non so se l'ho preso su Amazon, non mi ricordo. E dentro guarda, c'hai il suo strafante che ti dà 4 porte USB, 2 a ricarica rapida e io ne uso sempre solo una. La cosa più intelligente da fare con questi pannellini portatili è attaccarci un power bank in modo che lui carica continuo senza mai stop, perché dopo sei là che attacchi, stacchi fotocamere, questo e quell'altro. Quindi tu il power bank te lo lasci sempre attaccato e dopo il power bank alimenta le altre robe, no?